Una nuova edizione del Mandorlo presentata oggi qui al parco, dove sarà prevista anche il riutilizzo dopo tanti anni del Palacongressi. Ecco, sinteticamente quali saranno i momenti più importanti? Allora, i momenti più importanti saranno intanto la riapertura del Palacongressi che avverrà il giorno prima, diciamo, dell'inizio della Kermesse, con uno spettacolo costruito ad hoc che presenta appunto la nuova manifestazione e in più, diciamo, segna la riapertura del Palacongressi. Successivamente c'è una novità, che è quella che il Mandorlo sarà presente anche a Palermo, capitale della cultura, e alla giornata europea del patrimonio, quindi ci sarà una sfilata il sabato 9 lungo la via Macheda a Palermo in occasione, diciamo, di questi eventi. Sull'ambito locale, diciamo, manteniamo l'impalcatura, diciamo, l'ossatura tradizionale con l'accensione del tripode, la sfilata e lo spettacolo finale. Ci saranno due momenti che abbiamo chiamato i pomeriggi del Mandorlo al Palacongressi e i pomeriggi giurgintani, che vedranno i gruppi esibirsi anche in un'azione di coinvolgimento con il pubblico. Mandorlo in fiore segue il cliché dei patrimoni UNESCO ed è un buon momento di svolta che oramai da qualche anno il Mandorlo in fiore ha preso. Quella idea di kermesse paesana che non veniva comunicata per tempo, che aveva tante incertezze organizzative, mi pare che ormai sia stata archiviata, ed è l'edizione che torna al Palacongressi, si riapre questo grande asset che la città ha avuto e che per troppo tempo è chiuso, e quindi anche questo un segno nei segni. E mi piace pensare che il Mandorlo in fiore continui a rappresentare Festa della Sicilia, un veicolo importante di promozione del nostro territorio nel paese, tradizioni e cultura, Giufà, i contastorie, i nostri carretti siciliani. È un modo attraverso il quale la città dice: guardo alla mia storia per costruire il mio futuro. Il Festival dei Bambini presente anche a questa edizione 2018. Sì, saremo presenti con 8 gruppi internazionali. Questo è il primo anno che abbiamo così tanti gruppi. Ci sarà il gruppo della Calmucchia, della Georgia, della Russia, del Costa Rica, avremo anche il gruppo dell'India, che è una novità per il Festival dei Bambini del Mondo, e poi la Slovacchia, la Lituania e il Kazakistan. È un evento sicuramente che cerchiamo sempre di fare crescere ancora di più, e come ogni anno apriremo la Sagra del Mandorlo in fiore. Lambrosini di Favara presente a questa iniziativa, in che modo? Siamo presenti per dare un supporto logistico agli studenti degli istituti alberghieri d'Italia che parteciperanno al concorso Mandorlara. I nostri alunni parteciperanno, ma fuori gara, e comunque saranno presenti a tutte le manifestazioni collaterali che si organizzeranno in vista dello studio della mandorla e di quello dell'uso che della mandorla si può fare a tavola. Siamo contenti anche di essere coinvolti in una iniziativa che premia le eccellenze, che stimola a fare meglio, che stimola anche a fare squadra, perché nelle nostre cucine saranno in competizione delle brigate e saranno presenti membri di giuria che i nostri ragazzi incontreranno, e quindi pensiamo che all'interno di una cornice tanto importante e straordinaria qual è quella della festa del Mandorlo in fiore, non potevamo, come istituto che si occupa di cucina, di accoglienza turistica, di sala, non ringraziare dell'invito e quindi metterci al lavoro per la prossima sfida.